Buonasera a tutti ragazzi, quindi sempre del famoso asteroide Apophis che nel 2029, come avevamo detto, arriverà, diciamo, vicino alla Terra, quindi si presuppone che forse ci colpirà. Secondo gli scienziati russi, quindi voglio anticiparlo, ci sono due notizie. Una è buona e l'altra è cattiva, come al solito ragazzi, quindi non potete avere tutte e due buone, meno male che non sono tutte e due cattive in effetti. In effetti, secondo i nuovi calcoli che hanno fatto gli scienziati russi, nel 2029, il 13 aprile del 2029, Apophis potrebbe colpire la Terra, quindi la sua probabilità, ragazzi, è molto altissima. Anche se gli Stati Uniti, la NASA e la ESA cercano di smentire a tutta forza questa notizia, qui non si tratta di fare allarmismo o altro, qua si tratta di dire la verità. Quindi, in effetti, come ben sapete, tutti tendono purtroppo, anche per, diciamo, paura di massa e altro, quindi tendono a deviare un po' le notizie, però gli scienziati russi, ciao Astro, hanno calcolato che ci sono 37 possibilità che colpisca la Terra, quindi proprio bassissimi ragazzi, quindi è diciamo la percentuale diciamo del 2,7, cioè molto. Quindi non vi dico che ci colpirà al 100%, però come sta la statistica, ragazzi, una su 37 è un po', è un po' altina, quindi la bella notizia però ve la voglio dare in anticipo. Qualcuno dice Giuseppe, mamma mia, ma questo è pesante ste cose. Aspettate un attimo. La bella notizia, ragazzi, è che se colpirà la Terra, ragazzi, non sarà l'impatto a livello globale, cioè farà distruzione, ragazzi, però potrà mettere in ginocchio una nazione, due nazioni, ma non a livello mondiale, cioè sarà a livello locale. Quindi questa è la buona notizia, anche se non lo è, però perlomeno distruggerà solo la parte, ragazzi, dove colpirà. Quindi diciamo che non si formerà questo famoso tsunami che avevamo detto, perché si deve superare il chilometro e mezzo più o meno per creare uno tsunami con onde alte, diciamo pure 50-100 metri, che devasterebbero il pianeta in poco, ragazzi. Quindi lo tsunami non si verificherà, se perché questo asteroide, diciamo, è 370 metri, quindi non è un gigantesco proprio, quindi hanno fatto i calcoli e quindi non svilupperà il famoso tsunami. Quindi pure se andrà a finire nell'Oceano Atlantico non ci sarà un grande tsunami, no, perché l'energia cinetica prodotta, ragazzi, non avrà la forza di... Sì, ci sarà uno tsunami locale, voglio dire, non è che arriverà in Italia oppure arriverà, se faccio esempio, se colpisce gli Stati Uniti può colpire le coste degli Stati Uniti, ma non colpirà tipo il Medio Oriente oppure l'Italia, questo voglio dire io, quindi sarà dove colpirà la distruzione in effetti, non sarà a livello globale, quindi la buona notizia è questa qui, quindi anche se è cattiva, però perlomeno non rischia tutto il pianeta, quindi anche se sono, diciamo, le possibilità sono altissime che ci colpisca, però perlomeno sappiamo che purtroppo mi dispiace per dove colpirà, perché può colpire in Italia, può colpire in America, poi questo nessuno di noi lo sa, anche se parliamoci chiaro, a finire calcoliamo che il 70% ragazzi la Terra è composta da oceani e mari, quindi si presuppone che cadrà sicuramente in qualche parte dell'oceano, quindi diciamo che questa qui l'ipotesi in effetti, quindi il 70% è composta da acqua, quindi si presuppone che debba entrare nell'oceano in un mare. Certo non sappiamo quale, però è già una buona notizia che non è a livello globale. In effetti, come avevamo detto già prima, svilupperà una forza di 1480 megatoni, che sono oltre 100.000 volte la potenza della bomba atomica di Hiroshima. Quindi
ma non sarà sufficiente, ragazzi, a scatenare eventi su scala globale come inverno glaciale oppure estinzione di massa. Quindi già questo anche è una buona notizia, in effetti, quindi anche se sì, se ci colpisce, ragazzi, non è che ci sarebbe la fine del mondo, perlomeno questa qui già, anche se lo so che distruggerà qualche nazione sicuramente, però non ci sarà. Sì, 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 azzerà una bella ondina, Astro, non si mette in dubbio, però non come si era previsto, in effetti, che avevano detto che questa onda gigantesca copriva l'intero pianeta. Questo no, voglio dire, questa è già una bella notizia rispetto alle notizie che ci avevano dato prima. La notizia brutta, come ho detto io, è che diciamo cioè una su 37 diciamo che può impattare, quindi il rischio è del 2,7%, quindi è molto molto alto, quindi però ripeto è a livello solo locale, quindi non globale, quindi speriamo che allora quello ragazzi camminerà più o meno a un'altezza sopra il cielo nostro di più o meno 31.000 km, quindi pensate che a 31.000 km ragazzi ci sono diciamo, i nostri satelliti come la TV, come internet, quindi ragazzi passerà proprio vicino vicino vicino, quindi potrebbe essere anche attratto dal nostro diciamo dalla nostra atmosfera terrestre che lo potrebbe attrarre a sé, quindi meno male che non è a livello globale, perlomeno su questo siamo un po' fortunati, anche se, ripeto, può distruggere una nazione, due nazioni, ma non il mondo intero, quindi la vita comunque continuerebbe sul pianeta Terra. Lo so che ci saranno giustamente delle persone che periranno, però perlomeno la vita umana continuerà ancora, quindi non ci sarà il pericolo di estinzione di massa, non ci sarà un inverno glaciale, non ci sarà nulla di questo, quindi purtroppo dove colpirà farà distruzione totale, sì, questo sì, si svilupperanno onde altissime, però non sarà una cosa globale, ragazzi. Quindi, diciamo, non ci saranno eventi a scatenare, diciamo, inverni glaciali, estinzione di masse. Quindi, diciamo che secondo gli ultimi calcoli effettuati da pochi giorni, diciamo che da una parte è buono, ragazzi, da una parte è malamente. Quindi, una buona notizia è una cattiva notizia. Quindi, però, perlomeno già stiamo un po' meglio diciamo, dei video che abbiamo fatto precedentemente che davano per scontato, non dico la fine del mondo, ma quasi, quindi si era detto a livello globale che uno tsunami avrebbe, diciamo, coinvolto tutto il pianeta, quindi diciamo lo scenario di prima era un po' più drastico. Invece adesso hanno scoperto che siccome quando un oggetto colpisce l'oceano anche a una forte velocità, l'energia cinetica prodotta in essa non è abbastanza forte da scatenare uno tsunami tipo 50 con onde alte 50 metri. Ci saranno oltre sicuramente di 5-6 metri, ma non di più, che andranno a colpire giustamente la zona dove ha colpito, oppure può darsi pure che, ragazzi, colpisca la terraferma, quindi non è detto che poi un'altra cosa che farà, si alzerà molto, se cadrà in mare, si alzerà molto vapore che andrà in cielo e farà tipo un gas serra, quindi, ma non farà a livello globale, quindi diciamo che non altererà il corso delle stagioni, tipo era glaciale, queste cose così, quindi su questo diciamo riteniamoci fortunati, quindi da una parte è brutto, da una parte è male, però purtroppo ragazzi prima avevamo fatto proprio, diciamo, non dico proprio la fine del mondo, ma tutti quanti a parlare nel 2029, nel 2029 la fine del mondo, la fine del... no. Ci sarà, sì, se colpirà la Terra, ci sarà distruzione nel punto dove colpirà. Di certo non colpirà, se colpirà, de faccio un esempio negli Stati Uniti, tipo per 100, che ne so, per 100 km, 200 km, ragazzi, è normale pure che farà 1000 km di distruzione, ma non farà tutto il pianeta, quindi
voglio dire io, non farà eccolo qua, migliaia di chilometri quadrati farà, quindi non di più, quindi non tutta la Terra, quindi gli effetti sarebbero, dicono, devastanti su centinaia di migliaia di chilometri quadrati, ma non sufficiente a scatenare eventi su scala globale, quindi già è una cosa positiva, ragazzi, quindi nessun tsunami, diciamo, giganteschi, ci sarà lo tsunami, ragazzi, ma non come abbiamo pensato noi, addirittura 50, 60, 100 metri alti, quindi una cosa di questa avrebbe ricoperto la Terra interamente proprio. Quindi sarebbe partito pure dagli Stati Uniti, avrebbe arrivato in Italia tranquillamente proprio. Quindi già su questo, diciamo, è una buona notizia, però giustamente le probabilità sono molto alte, quindi come ho detto io, una su 37, cioè in effetti la percentuale, ragazzi, è solo il 2,7%, quindi è proprio 13 aprile 2029, appena una su 37, rischio del 2,7%, il più alto mai registrato per un asteroide di questo tipo con un diametro approssimativo di circa 370 metri. Quindi questo è quello che hanno detto gli astronomi russi. Quindi in effetti, mentre la NASA dice che no, no, come al solito non succederà niente, non passerà, gli astronomi russi hanno detto no, aspettate un attimo, le probabilità sono queste qua. Se colpisce comunque non ci saranno effetti a livello globale, cioè perlomeno loro stanno, Russia e Giappone sono diciamo alleati e hanno fatto sia gli astronomi russi, i giapponesi hanno fatto ieri questa diciamo riunione, hanno detto che Apopis potrà colpire facilmente la Terra, però non farà danni globali, quindi già è una cosa positiva. Quindi diciamo che, come diciamo, io spero che non colpisca da nessuna parte, sinceramente, che diciamo passi davvero vicino alla Terra, però la Terra non lo attragga a sé, quindi speriamo questa soluzione qua. Quindi io lo spero, speriamo, poi ci manca ancora tanto tempo per il 2029, esattamente, più o meno. Ora siamo 2019, 10 anni, vabbè, calcoliamo che è terminato quasi, facciamo 9 anni, va. Quindi ci sta ancora molto tempo. Quindi gli scienziati hanno detto per avere un'estinzione di massa, ragazzi, l'asteroide deve essere almeno 1,5 km. Allora, se un asteroide di 1,5 km colpisse la Terra, allora ci sarebbe l'estinzione della razza umana. Invece un asteroide di 370 metri non potrà fare danni globali, quindi ci vuole qualcosa di molto più grande. Difatti un asteroide, dicono, di 1,5 km farebbe uno tsunami esagerato, a parte tutti i detriti che andrebbero in cielo infuocati, poi ricadrebbero sulla Terra e la Terra, ragazzi, è come il film che vediamo sempre in TV che prende fuoco tutta la Terra, quindi la Terra rimane come carbonizzata. Quindi questo è quello che può accadere, però se un asteroide è di 1,5 km in poi, quindi lì non ci sarebbe nulla da fare, lì devi solo pregare che te ne vai subito, quindi fai una morte istantanea, come dico io, che ti sciogli a volo e non ci pensi più, quindi meglio così. Quindi ragazzi, meno male che diciamo non è andata tanto bene, non è andata tanto male, però rispetto all'estinzione totale e diciamo un'estinzione di una nazione, ragazzi, guardiamo pure il lato positivo, quindi la vita continuerà fortunatamente, quindi peccato dove colpirà, per l'amor di Dio, può colpire da me, può colpire in America, può colpire in un'altra parte, per l'amor di Dio, peccato dove andrà a colpire. Quindi ci saranno sicuramente vittime, ragazzi, questo è poco ma sicuro, però non ci sarà, diciamo, questa famosa estinzione, diciamo, del genere umano, perlomeno la vita purtroppo anche dopo questa distruzione continuerà e si vedrà di andare avanti, quindi la vita comunque nel bene e nel male andrà avanti, quindi non saremo ancora perlomeno nel 2029 estinti.
Sì, sì, guarda, sto pensando a qualche film di paura, la verità, non so quale, però c'ho l'imbarazzo, una cosa, ci vuole una cosa molto, diciamo, potente per me, perché di solito i film, però anche tipo, non lo so, mo io sto aspettando domani che esce Supernatural, perché stasera, a quest'ora già lo stanno trasmettendo, diciamo, in America, uscirà in streaming domani sera, quindi no, devo aspettare per domani. Quindi non lo so, qualche serie TV, ma non ci sta nessuna serie TV, le ho viste quasi tutte, quindi sto aspettando che esce Lucifer, che deve uscire la quinta serie. Io ho visto già tutte e quattro, quindi non so più che vedere, la verità, sto tutto aggiornato, però al finale gira e gira e vado a vedere qualche film vecchio in effetti, quindi non lo so, ma comunque sicuramente qualche film lo vedo di sicuro perché tutte le sere volere volare, diciamo, qualcosa la devo vedere, quindi ultimamente stavo vedendo la serie Ai confini della realtà, se vi ricordate quella degli anni 70, 80, che sono storie molto... mi piace anche quel tipo di storie, in effetti Ai confini della realtà è una cosa vecchia proprio, quindi però sì, mi piace quella serie, la verità, mi è sempre piaciuto, quindi vado a rivederla con molto piacere quando non ho proprio nulla da vedere, diciamo, la vado a vedere. Mi piace quel genere là, quindi diciamo la barriera della solitudine, diciamo, ma ore perdute, tutti i titoli belli in effetti di questi qua. Quindi diciamo Twilight Zone, se vi ricordate, quello che fa la parte là in inglese, che incomincia a raccontarla, e quindi poi, come dice, passeremo, la signora sta per passare ai confini della realtà. Quindi mi piace questa qua come serie, diciamo, anche se è vecchissima, ma mi piace rivederla con piacere, la verità. Quindi non lo so, quindi qualche cosa sicuramente guarderò. Tenun l'ho visto, la voce, il volto del male l'ho visto, ce l'ho visti quasi tutti quanti, quindi It, il pagliaccio, Chucky la bambola assassina, l'ho visti tutti quanti, l'esorcista vabbè l'ho visto almeno 100 volte. Sì, 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 l'ho vista questa qua, sì, sì. Poi la solitudine, allora la solitudine ai confini della realtà è quando lui rimane solo sulla terra, che si chiude in quel bunker segreto, poi esce fuori, sono tutti morti sulla terra e lui incomincia a uscire pazzo perché non sa con chi parlare in effetti, quindi non gli è rimasto più nulla a nessuno e quindi in effetti sulla terra non c'è più vita, sta solo lui, quindi alla fine uscirà pazzo perché non sa con chi parlare, quindi questo qua si chiama alla barriera della solitudine. Ciao, buonavventura. Quindi diciamo che è una serie TV che a me piace, la verità. Questa è datata 1959, ragazzi, pensate un poco. Ciao Domitila, buonasera. Quindi in inglese in effetti era Twilight Zone. È una serie televisiva sulle vite normali di persone che venivano, diciamo, sì, sì, diciamo, andavano ai confini della realtà, quindi è una bella serie TV, quindi venivano radicalmente cambiate dall'incontro con l'ignoto, uno squarcio nella realtà che faceva diventare, e sto leggendo, credibile anche l'impossibile, quindi sì, sì, ma ci sono tante. Prima stagione, allora ti dico la prima stagione, eccolo qua. La barriera della solitudine, un discorso per gli angeli. Ti ricordi quel signore che lo venne a prendere la morte e disse: io devo fare prima un discorso per gli angeli e poi posso morire, che stava la morte che lo attendeva e lui non voleva andare via. Quando doveva fare la morte si prese il ragazzino, allora lui disse: vabbè, allora prendi me invece del ragazzino, però devo fare prima un bel discorso e poi posso venire via con te. Quindi anche quello là è stato bello. Poi solitudine, quello là che avevamo parlato, il tempo di leggere, la notte del giudizio, chi troppo vuole, morire in quattro, una freccia, ma un sacco perché
diciamo, sono tante le serie. Il desiderio dei desideri. Diciamo che questa è la prima stagione, questo è il 1954. Poi Re 9 non tornerà. Quindi Ululati nella notte. Ululati nella notte l'ho visto l'altro ieri. In effetti inizia la storia che un uomo che piove forte fuori si reca in un convento e ci sono i monaci qua, ragazzi. Ve la faccio brevemente. I monaci non lo vogliono far entrare anche se piove a diluvio fuori, dice no, no, qui non puoi stare. Comunque cerca, sviene e purtroppo i monaci lo fanno entrare dentro. Lo mettono in una stanza, però dice da qua non ti devi muovere. Questo qua senta ululare, diciamo, esagerato e nella notte comunque cerca da dove arriva questo ululato. In effetti vede un uomo rinchiuso con un bastone, tipo avete presente il bastone quello di Mosè, quello là rotondo con la testa, così, vicino alla porta e ci sta quest'uomo rinchiuso senza catenacci, senza nulla, quindi basterebbe togliere quel bastone e questo esce fuori. Però quello non ci pensa nel momento, dice ma perché ti hanno rinchiuso qui dentro? No, questi sono pazzi, questi non stanno bene, mi hanno rinchiuso qua, io non ho fatto niente, fai attenzione. Sai, questo qua preso da dubbio va diciamo dal monaco quello là principale, dice scusate ma perché avete rinchiuso quello lì dentro? E gli dice guardate questa è una lunga storia e non la vogliamo, adesso lei se ne deve andare e deve lasciare questo posto immediatamente. Questo comunque non si fa capace, pensa, rigira e ritorna di nuovo vicino a quell'uomo. Dice scusami una cosa, ma sei sicuro? Io ho parlato con... Ma hai fatto qualche cosa di male forse? Perciò stavo così. Dice no, io stavo con la mia ragazza, ci stavamo baciando e questi qua hanno visto che ci baciavamo e questi hanno detto che non si fanno queste cose, ma sono dei bigotti della chiesa, dice. Dice, ma è impossibile, per un bacio ti chiudevano qua dentro. E ritorna di nuovo dal monaco quello là principale. Dice, scusate, ma per un bacio? Dice, allora ti racconterò una storia, fa siediti, però ascolta bene le parole e poi te ne devi andare da qui. Quindi ti farò accompagnare io fuori da qui. Dice, vedi quell'uomo che sta lì dentro, in effetti è il diavolo. Quindi noi l'abbiamo rinchiuso lì. Come vedi, ci sta solo quel bastone davanti lì. Non è rinchiuso in effetti. Come vedi, è solo quel bastone che lo rinchiude. Quindi non è che l'abbiamo chiuso in effetti. Lui è il diavolo e l'abbiamo rinchiuso là perché aveva fatto troppi danni all'umanità. Finalmente dopo anni e anni lo abbiamo preso e l'abbiamo incatenato, quindi adesso non potrà fare più del male. L'uomo sa, la storia non la beve, quindi dice ma è possibile, il diavolo l'ha richiuso là, quello il diavolo che fa, non esce da lì. Lui non sa che quel bastone lì è il bastone di Dio, quello che aveva usato Abramo, diciamo, Mosè, e che quindi lui, diciamo, non può toccare con le mani. Quindi lui, perché lui potrebbe con le mani toccarlo quello bastone, ma purtroppo non lo può toccare. E il Signore è ignaro di tutto ciò. Comunque non si beve la storia e al finale, diciamo, va lì e dice vicino a questo, scusami una cosa, ma perché non alzi tu il bastone e te ne vai? Non è che qui ti hanno messo catenacci oppure incatenate. Dice no, ma io non posso, la mano non ci arriva, non ci riesco, anche se non è vero. Comunque l'uomo che fa? Alza il bastone. Questo finalmente apre la porta, si mette a ridere e incomincia a camminare. Mentre incomincia a camminare si incomincia a trasformare e diventa Satana, diciamo. E quindi questo poi rimane incredulo e arrivano, tutti i monaci arrivano e scappa fuori dalla finestra. E quel monaco dice, hai visto? Hai liberato il male un'altra volta, adesso il mondo sarà torturato un'altra volta dal male. Poi la storia continua, fa vedere che quello lì che aveva liberato il diavolo aveva girato tutto il mondo, l'aveva ritrovato e l'aveva incatenato lui con questo bastone e aveva detto vicino alla governante di non togliere quel bastone da lì perché lì non ci sta qualcosa che non deve aprire. La puntata come finisce ragazzi? Che la signora apre quel bastone e ritorna ancora fuori, quindi diciamo una storia molto bella. A me queste tipi di, diciamo, di storie piacciono, quindi in effetti sono delle clip che durano più o meno 35-40 minuti
Sì, 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 l'ho vista pure quella, sì, sì. Ululati nella notte è questa qua, appena è tempo, ora tarda, un'insolita macchina fotografica, la notte degli umili, ma ci sono un sacco proprio, diciamo sì, sì. Testo o croce, chiamata a lunga distanza, diciamo, sono tutte serie bellissime, ragazzi, in effetti sono 5 stagioni con 36 episodi, quindi potete stare 2 giorni tranquillamente dalla mattina alla sera a vedere tutte. Questa si chiama Twilight Zone, quindi lo potete trovare su tantifilm.eu e questo è in streaming, ragazzi. Sì, sì, però lo puoi trovare in effetti. Dopo te lo giro su. Te lo giro su WhatsApp, te lo giro. Ti faccio vedere dove andare a vederlo. Te lo passo su WhatsApp, tu ci clicchi sopra e lì poi te le vedi streaming. Sono 5 stagioni con 36, diciamo, cose. Io ti giro il sito, quello là, diciamo, dove lo fanno vedere, dove io vado a vederli tutti. Quindi te lo giro dopo su WhatsApp, clicchi sopra e vai a vedere tutte, ci stanno tutte altre serie pure, non solo quello. Io ti giro quello, però poi vai, se vai nel nome, tu cerchi tutti, diciamo, quello che vuoi nel menu. Clicchi in menu e vai a vedere la home, i film che stanno in cinema, i film che stanno, quindi puoi vedere tutto quello che vuoi. Questo è un streaming che viene dall'estero, quindi non è, diciamo, che si potrebbe, però ragazzi, diciamo, chi è che non va a vedere i film in streaming, dai. Alla fine ci sono, perché non vederli? E quindi se li chiudono non li vedi, però se ci stanno, per l'amor di Dio, uno se le vede. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e sì, sì, in effetti sì, tutti qua vanno a guardare, in effetti questi qua non sono legali, però vengono ogni tanto, lo chiudono e poi ne aprono altri 100, quindi al finale vengono dagli Stati Uniti, diciamo da tutte le parti, però al finale sono ragazzi, tutti quanti li guardano. Adesso ce ne stanno 1000 online, pensa un po', quindi figurati. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, quindi perlomeno a Popis non farà danni su scala globale, è già una cosa positiva ragazzi. Vabbè ragazzi, buonanotte e ciao a tutti.